Inaugurato oggi a Gorizia il rinnovato hangar dell'aeroporto, una struttura storica legata al glorioso passato aeronautico isontino. La riapertura si deve all'intervento dell'industria slovena Pipistrel, specializzata in velivoli ultraleggeri, e la Pipistrel intende realizzare uno stabilimento proprio nell'aeroporto. Maurizio Merva. Dopo anni di inattività, all'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia si può tornare a volare. La riapertura dell'hangar Gleiwitz con i suoi 1000 metri quadrati rappresenta infatti il primo passo per il rilancio del diportismo aeronautico goriziano ed isontino. All'Aeroclub Duca d'Aosta il merito di aver lottato con tenacia per salvare la struttura dal degrado, e all'azienda slovena Pipistrel il ringraziamento di tutti i diportisti aeronautici e degli appassionati del volo per il determinante contributo economico. E proprio dalla Pipistrel, leader mondiale nella produzione di aerei ultraleggeri, si attendono ora ulteriori sviluppi in chiave industriale. L'azienda ha infatti ribadito oggi il proposito di investire negli spazi dell'aeroporto puntando ad un nuovo sito produttivo. La Pipistrel ha investito 600.000 euro, principalmente per l'attività di smaltimento, di bonifica e di preparazione della documentazione, e intendiamo investire per arrivare a uno stabilimento che ci costerà circa 10 milioni, perché vediamo questo aeroporto come chiave. Inoltre espande la produzione del nostro nuovo modello quadriposto, il Pantera, e Gorizia sarà il luogo su cui scommettiamo il nostro futuro. Molto particolare la storia dell'hangar, che venne ceduto dall'Austria all'Italia poco dopo la fine del primo conflitto mondiale come indennizzo per danni di guerra. L'aeroporto di Gorizia divenne poi in breve tempo il secondo in Italia dopo Fiumicino per ampiezza delle piste, ma ancor prima nel 1909 erano stati i fratelli Russian a dare avvio alla storia dell'aeronautica isontina, sorvolando Gorizia ancora austro-ungarica. Dopo tanti anni ristrutturato, un hangar che ha ospitato nel 1925 la 38esima squadriglia del 21esimo stormo da ricognizione aerea, e nel 1932 diventa anche sede del quarto stormo, che verrà comandato dal Duca d'Aosta, uno dei reparti più prestigiosi dell'aeronautica militare. Prospettive per Gorizia e il suo aeroporto Duca d'Aosta con la ristrutturazione dello storico hangar. Lavori realizzati anche grazie alla collaborazione con un'azienda slovena leader mondiale nella produzione di aerei da diporto. In linea da Gorizia abbiamo Andrea Covre. Sì, buongiorno. Come dicevi, l'aeroporto di Gorizia ad oggi può contare nuovamente su un'importante struttura, un hangar storico di inizio Novecento di realizzazione austriaca, recuperato grazie soprattutto ai finanziamenti della Pipistrel, che è un'azienda leader nella produzione di ultraleggeri, hangar che verrà utilizzato dall'Aeroclub Duca d'Aosta, attivo all'aeroporto di Gorizia. Con noi c'è il presidente dell'Aeroclub, Fulvio Chianese. Quanto è importante per voi il recupero di questo hangar? Che cosa vi permetterà di fare? Il recupero è fondamentale, anche per vista l'inattività che è durata 3 anni, oggi ci permette di ripartire con i voli di ultraleggeri e general aviation, che prevediamo anche di incrementare. Che cosa si fa all'aeroporto di Gorizia? Cosa si potrà fare? Attività turistica e cosa ancora? L'aeroporto di Gorizia è strategico perché, essendo sul confine con la Slovenia, può essere un ottimo punto di collegamento, appunto anche di riferimento per i velivoli che hanno come destinazione i paesi dell'est. Al momento quanti siete, quanti velivoli ospitati? Al momento oggi ne abbiamo 6, ma prevediamo che arrivino ben altri, molti di più. Oltre all'attività turistica, anche il risvolto economico, dicevamo, della Pipistrel, l'azienda slovena che vuole insediare un proprio stabilimento all'aeroporto, probabilmente diventerà operativo nel 2016, ma i lavori inizieranno presto. Sindaco, che cosa significa questo? Significa moltissimo, perché è giusto e bello che sia stato recuperato l'hangar e che quindi riprendano i voli di attività turistica, ma è importante che l'aeroporto diventi un polo di sviluppo per la nostra realtà. Quindi l'insediamento della Pipistrel, che oggi è stato riconfermato da Boscarol, è un esempio concreto di uno sviluppo industriale nella quale la città è coinvolta, nel quale la Camera di Commercio ha stanziato importanti risorse e nel quale noi ci aspettiamo la ripresa del manifatturiero a Gorizia. Gorizia è una città che ha abbandonato le proprie industrie, erano tutte nel settore del tessile, il tessile oggi è in crisi, quindi noi contiamo e speriamo che attraverso la Pipistrel, attraverso
l'aeroporto di Gorizia, il riutilizzo dell'area dell'aeroporto di Gorizia, si possa ritornare ad una importante attività manifatturiera. Questa è la nostra speranza. Grazie al sindaco di Gorizia Ettore Romoli, la linea può tornare a